Mannaggia, manco quelli del paziente della 203 vanno bene, non vedo proprio niente. Poesia, Candy Candy è l'armonia, Candy è poesia, Candy Candy è l'armonia, Candy è fantasia. Uè, si è incagliato il disco. Dottoressa De Stefano, si è incagliato il disco. No, dottoressa Visone, questo è un MP3, non è un disco. I dischi non esistono più. Certo, lei ha una certa età, quindi... Ma scusa, una cosa non faccia a questo. Devo stare calma, perché se no me ne mandano un'altra volta a casa. A me piace solo questo pezzo, quindi lo metto a loop. A che? A loop vuol dire che metto sempre lo stesso pezzo fino a quando... Non vai a un manicomio. No, al manicomio ci vanno i matti. Hai ragione, tu sei scema. Antonio, più a destra. Ando, più a destra. Ando, vattene a destra. Candy è poesia, Candy che... Signora Elvira, scusate, potreste spostarmi il turno di domenica perché devo partecipare a una canzone per cantare al Festival delle colonne sonore dei cartoni animati. Mamma mia, infatti importantissimo. Sì, io mi esibirò nel mio cavallo di battaglia. Candy Candy? Come fa a saperlo? Intuito ospedaliero. Ma io mi sto preparando da 2 mesi e mezzo. La faccia. Sì, non posso perdere perché la finale andrà in onda su Telequaliano e il vincitore da casa sarà votato con un televoto. Lei mi voterà? Come no? Avanti e indietro. Grazie. Subito, cancelliamo. Signora Elvira, il pensierino glielo lascio al solito posto. Solito posto, vai. Grazie Elvira, a dopo. Candy è poesia. Candy è... Ma, signora Elvira, io non lo sapevo, ma perché esiste pure il festival delle sigle dei cartoni animati? Me l'ha detto la dottoressa De Stefano, ma ha detto pure che sono 2 mesi e mezzo che si sta preparando. 2 mesi e mezzo per prepararsi sulla canzone di Candy Candy? Ma che le sempre un po' filippine, è del nord, non ti scorda. Già. Ma scusate, signora Elvira, ma il posto alla specializzanda non gliel'avete trovato voi? Certo, che l'ho trovato io come tutti in questo ospedale. Io sempre io. Siete una potenza, signora Elvira, però devo dire la verità. La specializzante come cantante sembra proprio una campana che suona a morte. Ma quelli festival sono fatti apposta. I festival sono nati per far vincere chi non ha nessuna possibilità di vincere. Veramente? Certo. E come? Col televoto. Allora funziona così, no? Tu al festival non devi saper cantare, devi solo conoscere un sacco di gente. Quello è il segreto. Mamma mia, signora Elvira, ma mi sembrate Maria De Filippo. Dopo Maria De Filippo e Raffaella Carrà venite voi. Ah, no, prima. Signora Elvira, non bestemmiate. Raffaella e Raffaella. A far l'amore è cominciato. A far l'amore è cominciato. Signora Elvira, sono emozionatissima. Mi raccomando, conto su di lei per la finale di domani, Tutto sotto controllo, la busta? Sì, eccola qui. Beh. Eccola, però c'è un problema. Che problema? Io ho dovuto cambiare canzone perché c'era già un'altra che portava Candy Candy. Guarda, c'era un altro che portava Candy Candy, che novità, nessuno se l'aspettava. Te la pigli sta busta! No, per carità, siete pazzi, quello è Scotti, io tengo paura. Ma che ti tengo a fare? Vi faccio tenerezza? Veramente mi fai senza. C'è qualcosa. Ah, mi dispiace che vi hanno cambiato canzone. Che canzone vi hanno scelto? Purtroppo hanno scelto loro, è difficilissima. Difficilissimo. Difficilissima una canzone dei cartoni animati, e che è lingua originale giapponese. Ma tu sai pure i giapponesi. Indi di meno, io vado pazza per i manga giapponesi. Vai pazza. Vabbè, pazzo. E che sono sti manga, po'? I manghi, i fumetti giapponesi. Tu non sai leggere in italiano, leggi in giapponese. Ma che c'entra? In italiano li leggo. Quindi tu compri i fumetti giapponesi e te li leggi in italiano. Ma perché non ti catta direttamente in italiano? Ma vero, come sono scemo però, Ma Carletto chi è? È un bimbo che si allunga 7 metri e 33, allora gambe e spalla e vola via. E non c'è camomilla che regga un po' nina, nina oh, nina oh. Mi piace assai Carletto. Che canzone hanno scelto? Il postino patto. Postino patta, sai? Oh, per niente, è troppo moderna. Noi siamo rimasti a Re Mille di Oscar. No, sentite, fa così.
Ecco qua il postino Pat e con lui c'è sto gatto Jazz. E questo sarebbe difficilissimo. È difficilissimo. Più è difficile la canzone, più alto il contributo. È difficilissimo. Sì, avete ragione, è molto difficile. Quella ci sta proprio quella parte del gattino jazz che è difficile, perché è in fa diesis, in ottava sopra, in chiave di violino, a scendere. Scusate, ma cosa sta succedendo? Già di questo passo chissà dove andiamo a finire. Aria irrespirabile, acqua imbevibile, terra incalpestabile. Ora pro nobis. Sa, sono iscritta a Greenpeace. Ma io intendevo cosa sta succedendo qui in ospedale. In ospedale niente, dottore, l'aria è respirabile, lo staff è disponibile, le flebo reperibili. L'unica cosa che non riesco a trovare sono pare lente tale e quale a quelle che ho perso. Risultato, sono ciecata, ma per il resto tutto bene. Dottoressa, mi... Per favore non mi tocchi! Perché è vero che sto guarendo dalla cleptomania, ma adesso soffro di un'altra cosa, aspetti che non mi ricordo. Di criptofobia, che sarebbe paura di essere toccati. Ma non si preoccupi perché passa subito. Del resto sono psichiatra, lo saprò, no? Già, psichiatra, e chi l'avrebbe detto? Mi voti? Ok, stop! Mannaggia la miseria, è quasi orario. Sapevo di trovarla qui. Già, Ho mezz'ora di pausa. Le va di pausare con me? volentieri, ma devo sbrogliare un mistero. Un mistero? Sì. Quale mistero? Ecco, facendo il giro per i reparti, non solo non ho trovato nessuno del personale, vabbè, ormai a questo ci sono abituato, ma ho visto che anche tutti i pazienti, e a quanto pare anche i visitatori, erano intenti ad inviare messaggi con il telefonino. Ho chiesto spiegazioni, ma nessuno mi ha saputo dire niente. Ha chiesto alle persone sbagliate, poteva dirlo a me. Vedi, dottor Gargiulo, oggi la dottoressa De Stefano partecipa al programma Una canzone per cantare ed ha chiesto a tutti, ma proprio a tutti, di votarla con un SMS. Ecco, ho svelato il mistero. Adesso venga con me. Volentieri, ma... Facciamo presto, dottore. Perché dalle 21 alle 22 sono in ginecologia, dalle 22 alle 23 sono in cardiologia. Scusi, ma la dottoressa De Stefano oggi non era di turno. Chi le ha dato il permesso? Quanto è ingenuo lei! Venga con me. La dottoressa De Stefano, già mi aveva chiesto di votarla, io gliel'avevo pure promesso. Mi scusi, mi scusi. Già, la dottoressa l'aveva chiesto anche a me. No, ma non ce la faccio proprio, è troppo stonata. Oh, finalmente qualcuno del personale. Shh, non mi disturbate, dottor Gargiulo, è una questione di principio. Dobbiamo vincere. Volete mettere il postino Pat con le tagliatelle di nonna Pina? Già, a chi vuoi? Come? Facci da domanda, da retta. Ma non sto capendo. Volevo dire che nonna Pina ormai si è fatta vecchia, ti deve fare da parte. Ma cosa sta dicendo? Lei è un infermiere, vada a fare il suo lavoro, controlli gli ammalati. Io sono fuori servizio e poi l'ultimo pappagallo l'ho svuotato mezz'ora fa. E allora cosa ci fa ancora qui? Sto tenendo il posto alla signora Elvira, se no se lo fottono. Sempre lei, il mio incubo. E dove sono gli altri del personale? Anche loro sono fuori servizio. No, E la signora Elvira? Dov'è la regina dell'ospedale? sta controllando che tutti facciano il loro dovere, cioè votare la dottoressa De Stefano. Dottor Gargiulo, ormai sono rimasti in 4 e la dottoressa De Stefano deve vincere. Il televoto è vita. Lo dice la signora Elvira e Maria De Filippo. E se lo dicono loro, è verità. Geppino, togliti, sono tornata, non t'abitua. Troppo tardi, mi ero già abituata, signora Elvira. Ricordati che questo posto tu non l'avrai, né da viva né da morto. Prima o poi vi convincerete che solo io sono l'unico erede degno di questo Bangariello. Che vi credete? Io vi assomiglia pure. E guardate. Ma non stai sfuttendo? No! Io ti diserete senza mai averti ereditato, hai capito? No. Ma guardate, come vanno le votazioni? Ah sì, benissimo. Mi sono venuti gran bei pollicini a furia di mandare i messaggini. E chi sta controllando i pazienti che votano? A primo piano ci sta Pasqualotta, secondo ho messo Sandrina, a terzo c'ho Sciambocca. Ma c'usciamo con sei in galera. Latitante. In confidenza, signora Elvira,
visto che io prenderò il vostro posto, Non da voto con sto fatto. vabbè, poi ne parliamo. Vabbè. Mi chiedevo quanti regalini avete dovuto fare per convincere tutti quanti a votare la dottoressa De Stefano? Ricordati che i regalini non li faccio, i regalini li ricevo. E Sì, basta. vabbè, ma come avete fatto a convincerli? Ho i miei metodi. Ah, sì? A ogni reparto ho fatto una proposta. A otorinolaringoiatria ho proposto aerosol capala. A chirurgia d'urgenza ho raddoppiato gli antidolorifici, infatti mo si stanno facendo proprio una fossina capare Sì. carnevale. Mentre sai dove ho avuto problemi? No. Al reparto urologia. Oh, non l'avrei mai detto. Ma mia, figurati che ho dovuto usare le maniere forti. Ah. Gli ho detto che se non votavano gli toglievo il catetere. Ah, vabbè, credevo che cosa era. A strappo. Certo che siete una sicurezza, signora Elvira. La dottoressa De Stefano non poteva mettersi in mani migliori. Ma che è? Un crampo al pollicino. Stai facendo pure un crampo, che devono dire quelli del reparto ortopedia? Manco a quello avete risparmiato. Oh, io sono andata personalmente nel reparto e a tutti quelli che non stavano votando ci ha giuluato e trazione. Siete la mia eroina. Bravo. Elvira, ha visto il dottor Gargiulo? Quello meno lo vedo e meglio sto. La stava cercando? Appunto. Per la storia del televoto. Mamma mia, non può dare una mano a una collega. Elvira, ma quale collega? La De Stefano è una dottoressa. Ah, boh, sono sottigliezzi. Comunque, se dovesse chiedere di me, tra mezz'ora sono in ginecologia, tra un'ora sono in pediatria e verso mezzanotte all'obitorio. I gallerie. Vabbè, ve lo mando all'obitorio così state più tranquilli, eh? Così fanno la notte dei morti viventi. A proposito, ma come sta procedendo la dottoressa? E hanno cambiato un'altra volta la canzone. Ma si può fare sto fatto? Si può fare. Io lo postino fatto non si poteva proprio sentire. Ho fatto la telefonata giusta e adesso mi canta Heidi. La preistoria. E la preistoria, ma è un classico. Funziona. Con Heidi stravinci. Heidi o non Heidi, la dottoressa è negata, sia per le canzoni e anche come dottoressa, diciamocela tutta. Ma che boh, ma hai messo il verdetto? Ah, Sì, però ha ragione. ho capito che ha ragione, ma che ma fa? Eccola. Ma che Luca Ma fa? che ne saccio, che le canta Heidi, sta in coppe in montagna e canto con maglie alpine. Ma è buono sto fatto. Bah! Mamma, Heidi stravince, eh? Si è visto? mica è colpa mia, se la testa non sa ricordare le parole. Heidi, una canzone così famosa, vecchia come il mondo. E che appunto, troppo vecchia. Ma dato questo fatto che è troppo vecchia, non è troppo vecchia. Heidi fa parte della tradizione cartonimara. Cartanima che? Cartoni... Ah, boh, parla a fa con te, tu sei ignorante. Ah, io? Comunque, io non mi aspettavo che arrivava a questo punto. Ma tu hai capito che le ha fatto? Invece di dire le caprette ti fanno ciao, e le caprette ti fanno arrivederci. E poi lo sapevate che la dottoressa De Stefani è approssimativa. Pure in sala operatoria, no? Vi ricordate l'altra volta di quel paziente che doveva avere l'intervento di 2 ore, gli fece l'anestesia di 45 minuti? 234 denunce da quando è arrivato in ospedale. Ah, boh, ma che sono scimità! La cosa grave è che la De Stefano ha sbagliato una tastrofa la canzone. Ah sì? Neve bianca, sembra latte di bufala, latte bufalo invece latte nuvolo, Geppina. Ma come si può fare? Neanche i 3.700 voti sono riusciti a salvarla, l'hanno squalificata in partenza. Che figura meschina, tapina. I film Totò e Saccio tuano. Ma che c'azzeccano i film Totò Geppina in questo momento? Zitto, zitto, sta arrivando a calcio. Ah, c'è anche la signora De Filippi, come la chiama Geppino. Io lo prendo come un complimento. E non lo è. E io lo prendo lo stesso come un complimento. Chi me lo impedisce? Nessuno. Ma le posso impedire di scambiare questo ospedale per la sede dell'Auditel. Non capisco. Non capiamo. No, voi capite benissimo. Questo lo dite voi. Un intero ospedale si è fermato per obbedire ad un suo ordine, votare la dottoressa De Stefano in uno show televisivo invece di curare gli ammalati. Cose da pazzi. A Milano una cosa del genere non sarebbe mai successa. È stu Milano! Milano! Ma se vi piace tanto stu Milano! Perché non me ne tornate là? Là! No? Sistemo prima le cose qui e poi ci torno. Là. E questo lo fa.
Qui le cose non vanno per niente bene. A me non risulta. Risulta. Ti ho detto che non risulta. Risulta, la De Stefano ha avuto un sacco di voti, tanto che la giuria si è dovuta arrendere. C'è chi può e chi non può. Lei non può. E poi vediamo. E poi vediamo. Serena, la caposala vi aspetta in obitorio. Chi? Serena, la caposala. Aspetta me? E lei le dica che non mi ha visto. E perché? Perché lo dico io. Ah, se lo dite voi. Comunque per il fatto della De Stefano ne parliamo domani. Domani. E se ne voglio parlare oggi, chi me lo impedisce? Geppino, senti, come psichiatra io mi sono sempre posto una domanda, ma tra di voi, dico, vi riconoscete? Ma tra di noi chi? Tra di voi gay? Ah, ma quello Gargiulo mica è gay. Ah, no? È pauroso. Noi siamo avventurosi, sfidiamo il pericolo, ci lanciamo. Ma perché si vede che sono gay? Oggi? Sì. Ma come, dottoressa, le caprette ti fanno arrivederci? Lo so, mi sono fatta prendere dall'emozione. Però ho vinto, è questo quello che conta. Vabbè, adesso vado perché ho un intervento di appendicite. Pochi minuti e via. Ho un intervento a cuore aperto. Vabbè, tanto è la stessa cosa. Oh, ledi, Oscar, tutti fanno festa. Quando arrivi tu... Mi sa che le denunce passano a 235.